Serena era una donna di rara bellezza e di profonda fede. Viveva a Roma, in un tempo oscuro, quando l'impero romano era governato da un uomo potente e crudele chiamato Diocleziano. Nonostante la sua posizione privilegiata come moglie di Diocleziano, Serena non si lasciava accecare dalla ricchezza e dal potere. Il suo cuore apparteneva a Dio e la sua fede nei suoi insegnamenti era incrollabile. Ogni giorno Serena si allontanava dai fasti del palazzo per andare a pregare in segreto con i cristiani perseguitati. Conosceva il pericolo, ma la sua fede era più forte della paura. Era una luce di speranza per chi soffriva, offrendo parole di conforto e aiuto concreto a chi ne aveva bisogno. Spesso si recava nelle catacombe, luoghi nascosti sotto la città, dove i cristiani si rifugiavano per sfuggire alla furia dell'imperatore. Una notte, mentre la luna illuminava debolmente le strade di Roma, Serena venne a sapere di un piano per catturare un gruppo di cristiani che si riuniva in preghiera. Con il cuore in tumulto si affrettò verso il luogo segreto. I suoi passi erano leggeri ma decisi, guidati dalla volontà di proteggere i suoi fratelli nella fede. Quando arrivò, avvertì tutti del pericolo imminente e li aiutò a fuggire attraverso passaggi nascosti. Il tempo passava e le persecuzioni diventavano sempre più feroci. Un giorno, durante una delle sue visite segrete, Serena fu scoperta. I soldati la trascinarono davanti a Diocleziano. Il suo sguardo, solitamente freddo e implacabile, si addolcì per un istante vedendola. Ma poi, accecato dalla sua stessa autorità e dal desiderio di mantenere il potere, le ordinò di rinunciare alla sua fede. Serena, con una calma che solo chi ha una fede sincera può avere, guardò l'imperatore negli occhi e disse: «La mia fede è la mia vita. Non posso rinunciare a ciò che mi dà forza e speranza». Le sue parole risuonarono come un'eco nelle sale del palazzo. Diocleziano, furioso e ferito nell'orgoglio, la ripudiò e ordinò che fosse imprigionata. Nel buio della cella, Serena non era sola. La sua fede le teneva compagnia, come un fuoco che ardeva nel suo cuore. Anche in catene, continuava a pregare e a cantare inni di lode. La sua voce, dolce e chiara, attraversava le mura fredde della prigione, portando conforto ai prigionieri vicini. Un giorno, mentre era in preghiera, Serena ebbe una visione. Vide un angelo che le sorrise e le disse: «La tua sofferenza non sarà vana. La tua fede e il tuo coraggio cambieranno il cuore di molti». Quelle parole le diedero una nuova forza. Anche se sapeva che il suo destino era segnato, sentiva una pace profonda nel cuore. La mattina in cui fu condotta al martirio, Serena camminava con passo leggero e un sorriso sereno sul volto. Le persone che la vedevano passare erano colpite dalla sua calma e dalla sua bellezza. Anche nel momento finale, il suo spirito rimase indomito. Pronunciò un'ultima preghiera, chiedendo a Dio di perdonare chi la stava uccidendo. La sua morte fu un faro di luce in un periodo buio. Il sacrificio di Serena ispirò molti a rimanere saldi nella loro fede. Diocleziano, tormentato dal ricordo del suo sguardo pieno di amore e di pace, iniziò a mettere in dubbio le sue azioni. Poco dopo decise di abdicare e si ritirò lontano da Roma, lasciando che l'impero trovasse una nuova via.
Serena, con il suo coraggio e la sua fede incrollabile, divenne un simbolo di speranza e di amore eterno. Il suo nome, sussurrato nelle preghiere dei fedeli, continuò a risuonare nei cuori di chi cercava la luce nelle tenebre, e così il sacrificio di una donna cambiò il destino di molti, lasciando un segno indelebile nella storia del cristianesimo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.